Un tavolo tecnico fra tutti i sindaci della Marca, coordinato dalla provincia, per decidere quali saranno le iniziative strategiche per ridurre l'inquinamento. Un incontro fissato già per fine ottobre, quando con l'inizio dell'autunno aumenteranno come ogni anno anche i livelli di PM10 e polveri sottili in provincia. Ma è già guerra sulle misure da intraprendere e la polemica parte da Cassugana. Ogni giorno sul PUT ci sono 40.000 auto che circolano e la centralina dell'ARPAF segnala livelli fuori norma già da febbraio. Per questo la Giunta Manildo propone le targhe alterne e le domeniche ecologiche, misure che non piacciono a Sant'Artemio. Purtroppo i dati dell'ARPAF dimostrano che dopo anche un blocco totale del traffico non c'è una reale riduzione dell'inquinante in atmosfera, si creano tanti disagi. Noi non puntiamo sulla chiusura del traffico, sulle targhe alterne, anche per non dare altre criticità alle ditte che lavorano e che hanno già molti problemi. Puntiamo molto su quello che è il riscaldamento domestico, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti proprio da questo tipo di sorgente. La battaglia tra comune e provincia parte proprio dall'incontro con i sindaci che Cassugana ha già fissato per venerdì prossimo. La provincia, spiega il vice sindaco, deve darsi una mossa. Le misure che propone insistono solo su impianti privati. Per lui c'è un altro discorso da fare, e Muraro questo penso lo sappia, occorre intervenire su caldaie private e quindi è evidente che l'ente pubblico fino a un certo punto può ottenere la messa a norma di questi impianti. Purtroppo non abbiamo più nemmeno le agevolazioni, i fondi per aiutare appunto i nostri concittadini a mettersi a norma e quindi non è che possiamo insistere e infierire. Le targhe alterne, secondo Grigoletto, sono una soluzione se prese da tutti i sindaci della zona, ma la provincia ribadisce che la decisione finale sarà presa dopo aver ascoltato tutti. Il coordinamento viene fatto dalla provincia ormai da molti anni, quindi non è una cosa nuova. Noi siamo pronti ad ascoltare tutte quelle che sono le proposte che ci vengono dai comuni. Dopo il compito della provincia è fare sintesi e portare sul territorio delle iniziative che abbiano un'efficacia reale.